Allarme dei pensionati CGIL, i tagli da Roma al bilancio dei comuni veneti, dicono, porteranno molte amministrazioni a ridurre i servizi oppure ad alzare le tasse ai cittadini. I tagli ai trasferimenti e la riduzione del fondo IMU-TASI contenuti nella manovra finanziaria approvata alla fine dello scorso anno costeranno ai comuni veneti 110 milioni di euro. Il dato emerge da uno studio dello SPI-CGIL del Veneto sul bilancio di previsione dello Stato per il 2019. Ogni municipio potrà spendere in media 200.000 euro in meno rispetto allo scorso anno, una cifra pesante soprattutto per i piccoli comuni, le cui amministrazioni, prevedono i pensionati, non potranno far altro che imporre nuovi tributi, approfittando della fine del blocco introdotto dal governo Renzi. Le amministrazioni comunali hanno il cosiddetto obbligo del pareggio di bilancio, quindi nel momento in cui, sono tagli ai trasferimenti agli enti locali, è chiaro che le amministrazioni o aumentano i tributi o tagliano la spesa o fanno entrambe le operazioni. Attraverso la negoziazione con i comuni veneti, annunciano dal sindacato, punteremo a difendere i redditi medio-bassi con particolare attenzione ai nostri pensionati che stanno vivendo un momento molto difficile. Chiederemo innanzitutto che tutte le amministrazioni abbandonino il sistema dell'aliquota unica, ancora presente in molti comuni, per seguire criteri di progressività. Chiediamo che vengano utilizzate e alzate le soglie di esenzione soprattutto per i redditi più bassi, in quanto abbiamo visto che anche lo scorso anno si è spostata la ricchezza dai redditi bassi ai redditi alti. E poi cerchiamo di fare in modo, di contenere quelle che sono le tariffe sui servizi sociali e di non penalizzare questi ultimi, perché di servizi sociali ce n'è sempre più bisogno.